A Sciacca hanno inventato il sostituto del cannolo siciliano. Avete capito bene, esiste un sostituto estivo del cannolo siciliano, ma non lo trovate dappertutto, dovete andare proprio a Sciacca dove è stato inventato. Ma perché, scusa, qual è il problema? Io il cannolo lo trovo dappertutto pure d'estate. Adesso, ai tempi di Carlo V invece, furono inventate in un convento proprio per stupirlo, perché non c'era ricotta d'estate, faceva troppo cavolo, capito? Allora cosa si sono inventati qui a Sciacca? Vabbè, la cialda invece di friggere con lo strutto vecchia pesante d'estate, ma chi la digerisce? Scusa, facciamo mandorle tostate, cacao, cannella e uova. Papà, tipo crespella per una crepe. A ricotta c'è troppo caldo, facciamo una crema di latte semplice e poi per ricordare il cannolo ci mettiamo dentro le gocce di cioccolato, un po' di zuccata, che nel cannolo non c'è, però non ci aumentiamo stesso. E vedi che mangi. Questo dolce si chiama ova murina. Tu lo senti e dici, ma che è ova murina? Cioè pensi che sia un uovo, l'uovo di un pesce, tipo dell'amore? No. Allora in realtà non è proprio certo perché questo dolce si chiami ova murina, però si pensa o che sia un omaggio ai Mori, cioè un omaggio alla dominazione araba che ha portato alcuni degli ingredienti fondamentali per questa ricetta, oppure che somiglia, come vi dicevo prima, tipo alla murena perché c'ha la pelle scura, se tu lo vedi. Comunque a me mi somiglia un cannolo che ha fatto l'amore con la crepe. E picciotti, io non l'avevo mai assaggiato, me l'avete suggerito voi nei commenti, vi ringrazio tantissimo perché sono andata ad assaggiarlo e mi mangiavo due vuoti.